Cinquecento italiano e il federalismo di Proudhon, e dove viene individuata nel duplice movimento regioni e comuni dal basso e Stato federale dall'alto l'antidoto ai problemi amministrativi posti dallo strapotere di uno Stato centrale, continuando anche con acute osservazioni sul destino della guerra, in particolare sul ruolo della potenza capitalista americana in caso di vittoria. Ne viene riprodotto un piccolo trafiletto in Giustizia e Libertà, edizione veneta nel 5 agosto, è molto piccolo, però comunque significativo perché dimostra che il testo veniva letto e studiato. Vorrei passare adesso brevemente a vedere gli articoli in Giustizia e Libertà. Come vedete sono molto pochi, però comunque densi di informazioni per ricostruire la figura di Trentin. Il primo è se riusciamo a trovarlo, del 12 agosto del 1945, questo è eccolo qui, Trentin commemorato. Silvio Trentin sarà commemorato domenica 19 alle 10 al Malibran da Emilio Lussu. Questo è un articolo molto semplice, poi ce n'è un altro del 19 in cui si ricorda sempre le commemorazioni, eccolo qui, Emilio Lussu commemorerà a Venezia Silvio Trentin. Il 26 invece questo è un articolo molto importante in cui si riporta il discorso di Lussu che viene tenuto al Malibran. Viene riportato il discorso ed è un discorso molto complesso da leggersi non solo in chiave commemorativa ma con grande attenzione posta dal valore politico proprio da Trentin dalla Resistenza. Lussu sottolinea la destinazione in chiave socialista di Trentin, il ruolo dei proletari e dei lavoratori nella creazione e nell'attuazione di una vera e vitale democrazia, il superamento dello Stato burocratico e centrale attraverso le autonomie locali. Inoltre sottolinea l'ammirazione che Trentin nutriva per lo Stato sovietico, nonché la stima che seppe guadagnarsi dall'Università di Tolosa. Chiude il discorso con l'incitamento a ricostruire l'Italia democraticamente e con un appello proprio ai cittadini veneziani e veneti. Quindi un testo da leggersi anche in chiave politica, vista la spaccatura che c'era all'interno del partito tra la corrente socialista, appunto di Lussu, e quella più liberale portata avanti dalla Malfa. L'ultimo articolo è quello del 30 settembre, se riusciamo, non c'è, eccolo qui. Trentin commemorato a San Donà, in cui è una commemorazione tenuta da Meneghetti, che sottolinea come il pensiero politico si fosse organizzato già nei primi scritti sul tema della libertà politica e delle autonomie, mentre in Francia l'evoluzione del suo pensiero maturava verso la critica al capitalismo imperiale che si stava organizzando in tutte le nazioni europee attraverso la pratica delle autonomie periferiche. Lo stesso Meneghetti sottolinea l'eccezionalità di Trentin e da uomo di scienza, insomma lo saprete, Meneghetti è stato un grande scienziato e biologo, ribadisce come un organismo possa funzionare solo se ogni zona, compresa le periferiche, sono perfettamente funzionanti. Nella stessa giornata si riporta l'inaugurazione di Corso Silvio Trentin a San Donà con un discorso di Camillo Matter, che fu amico e compagno di lotte di Trentin prima dell'esilio, ora prefetto di Venezia, mentre a Monestieri aveva parlato Poldo Ramanzini, prefetto di Treviso. Vorrei far notare appunto il tema del decentramento e delle autonomie resta centrale nelle riflessioni degli azionisti e viene indicato come una forma attiva di democrazia e partecipazione alla vita sociale. Chiudo questo mio piccolo intervento sottolineando come tutta la ricchezza e le riflessioni dell'esperienza di Trentin per la stessa missione di Zanon d'Albot purtroppo dovranno essere elaborate solo attraverso i libri e gli scritti, in un lungo percorso in cui si snoda tutta la vicenda del dopoguerra italiano e certamente europeo che fanno di Trentin una figura centrale. Per chi non lo sapesse, è stato proprio in una libreria dove Trentin ha organizzato e discusso la resistenza europea e quindi possiamo giustamente trovare nei libri la testimonianza più alta del suo pensiero. Grazie. Grazie Silvia, grazie, molto denso il tuo contributo. E ora passiamo velocemente la parola a Barbara Colli, che qui della Fondazione Querini Stampaglia è una delle colonne portanti. Così almeno non l'abbiamo sperimentata. Grazie. Si occupa della gestione dei periodici per la biblioteca della Querini Stampaglia e poi sempre per la Fondazione ha il ruolo di social media manager. Comunque abbiamo trovato in lei sempre una collaboratrice molto convinta, si è occupata di questo progetto con molto entusiasmo. Sono stata molto bene con voi. Grazie altrettanto. E ora ci racconterà, ci svelerà delle storie, le storie di come sono arrivate queste collezioni azioniste qui alla Querini e chi le ha portate, quali sono state le personalità della Querini che hanno anche creduto, ecco, nei valori e forse hanno anche militato, ma adesso ci racconterai tu. Buonasera a tutti.
Allora, i settimanali Giustizia e Libertà e poi il Nuovo Lunedì a cui ha accennato poc'anzi Marco appartengono a un gruppo più ampio di 12 periodici azionisti che sono presenti nelle collezioni della biblioteca. E se questi primi due sono essenziali per la storia dell'azionismo, altrettanto importanti sono gli altri titoli inseriti in questo nucleo, perché forniscono, ed è già stato detto qui, uno spaccato di quella che era davvero la ricca produzione editoriale del partito d'Azione. Partiamo anzitutto dall'Italia Libera, l'organo del partito, che qui è presente invece nell'edizione romana, non in quella veneta di cui ci ha parlato Marco, e che inizia le collezioni della biblioteca con il numero 6 dell'11 agosto del 43. Questa è una prima pubblicazione clandestina, naturalmente, che si interrompe poi nel maggio del 44 per riprendere in forma quotidiana il 5 giugno successivo, subito dopo la liberazione della capitale da parte degli alleati. L'attenzione del partito per i giovani, prima ne abbiamo avuto una testimonianza molto forte, e l'adesione dei medesimi alle sue istanze è testimoniata anche dalla presenza di 2 settimanali che ne raccolgono, se così vogliamo dire, scusatemi la ripetizione, le istanze. Giovani e Giustizia e Libertà, entrambi editi a Roma ed entrambi organo della Federazione Giovanile del partito. Non mancano poi delle edizioni meridionali dei giornali azionisti, che cominciano a fiorire dopo l'8 settembre del 43, in quelle che sono le prime zone d'Italia liberate dal fascismo. Abbiamo i settimanali Italia del Popolo e Nuovo Risorgimento, che sono editi in una Bari che è già libera nei primi giorni successivi all'armistizio. Ancora, ad esempio, l'Azione, che invece è pubblicato a Napoli, una città che conobbe la libertà dopo le sue gloriose 4 giornate, o ancora un titolo edito a Salerno in tempi successivi. Chiude questa raccolta un settimanale ancora dal titolo Giustizia e Libertà che viene stampato al Cairo. Molto interessante, come ricaviamo dall'indicazione dei costi degli abbonamenti, è la sua diffusione territoriale, che comprende, oltre all'Egitto, uno Stato che è saldamente in mano inglese, e all'Italia, alle colonie, anche la Turchia, che ricordiamolo era neutrale durante il conflitto, la Siria e il Libano, stati questi ultimi 2 che già a partire dal luglio del 41 passano dal controllo del regime francese di Vichy a quello britannico. Questi 12 periodici azionisti appartengono ad un corpus molto più ampio, di oltre 110 pubblicazioni di stampa periodica della Resistenza. Una raccolta davvero ampia ed eterogenea, che comprende, oltre agli organi di stampa degli altri partiti impegnati nella lotta di liberazione, nella loro edizione romana, molti supplementi dedicati ai giovani, alle donne, alle classi operaie e anche molti titoli che vanno dai settimanali satirici a riviste interessate anche a temi di attualità, ma anche in quasi tutti questi casi editi a Roma. Le consistenze complessive della raccolta si attestano in prevalenza, con la sola eccezione dei periodici azionisti, che come accennavamo arretrano in alcuni casi al 43, si attestano sugli anni 44-45, con qualche rara eccezione che arriva al 1946. Nel corpus queriniano, inoltre, molti di questi titoli iniziano le consistenze proprio a partire dal giugno del 44, e questa è una cosa molto importante, ossia nei giorni immediatamente successivi alla liberazione della capitale, avvenuta il 4 giugno, e nella loro interezza costituiscono un documento davvero eccezionale, se prendiamo in considerazione il fatto che la Repubblica di Salò esisterà per quasi un altro anno e che quindi essi rappresentano stampa clandestina in ancora metà del paese, Venezia compresa, in cui la Resistenza sta combattendo. Presenza e modalità di arrivo di questi materiali inquerini sono alla base di una vicenda i cui 3 protagonisti sono Gino Luzzatto, che è stato citato, Manlio Dazzi e Francesco Tecchiati. Si tratta di personalità diverse, con storie differenti, ma che io nel mio titolo ho scelto di chiamare uomini d'azione, nel senso più ampio di questo termine, sia per il sostegno e la partecipazione al movimento azionista che caratterizzò taluni di loro, sia per le scelte e le azioni che essi misero in campo in quegli anni davvero difficili.
Luzzatto è una personalità nota, arriva a Venezia nel 22 come ordinario della prima cattedra italiana di storia economica a Ca' Foscari e fin dal suo arrivo in Laguna manifesta in maniera molto aperta la profonda avversione al fascismo, iniziando a stringere legami con i colleghi parimenti ostili al nascente regime, tra cui Silvio Trentin, di cui Silvia ci ha illustrato il pensiero. L'Istituto Ca' Foscarino in quegli anni è il principale punto di riferimento in città per gli antifascisti, come testimonia nel 25 la firma di molti docenti, Luzzatto compreso, del manifesto degli intellettuali antifascisti redatto da Croce, un filosofo alle cui istanze politiche si rifà anche Dazzi, a cui faremo riferimento più tardi. Questa scelta gli costa la destituzione dall'incarico di direttore dell'istituto. Nel 28 viene addirittura arrestato con l'accusa di far parte dell'associazione antifascista clandestina Giovane Italia. Dopo la scarcerazione continua a insegnare, ma si trova costretto per poterlo fare a firmare il giuramento di fedeltà al re e al regime richiesto ai docenti universitari. Questo non basta, con le leggi razziali poi del 38 è estromesso completamente dall'insegnamento. Durante tutti gli anni del regime continua però una vivace attività antifascista, scegliendo a un certo punto di aprire le porte di casa sua a studiosi e a studenti. E il suo appartamento diviene un luogo in cui arrivano in visita oppositori del regime e in cui ospita spesso gli incontri in cui si discutono il programma e anche la fondazione del nascente Partito d'Azione, a cui egli aderisce immediatamente. Sempre più in difficoltà nei confronti del regime, con l'8 settembre si rifugia a Roma, da cui, dopo la liberazione, scrive proprio per l'Italia Libera, sulle cui colonne compaiono molti articoli a sua firma. Rientrato a Venezia, dopo la liberazione riprende a insegnare, intraprende un percorso politico attivo e inizia a svolgere un ruolo di amministratore in diversi istituti culturali cittadini. Ed è proprio in questa veste che la sua biografia si intreccia con la storia della Querini. Entrato nel consiglio di amministrazione nel 50, Luzzatto vi ritrova alcune personalità di grande rilievo che ha citato prima anche il nostro presidente. Abbiamo il socialista Piero Monico, commissario governativo dopo la liberazione, Ferruccio Morterra, un altro socialista che era stato suo collega nella giunta Gianquinto, e due uomini di cultura di notevole prestigio, quali Giulio Lorenzetti e lo storico dell'arte e docente Giuseppe De Logu. Il direttore, dal 1926, era Manlio Dazzi. Questi, nel suo operare, prima e anche nel momento in cui arriva a Venezia, cerca sempre di unire, questo il Presidente l'ha spiegato molto bene prima, la cultura alla vita, in un rapporto che risultasse proficuo fra la società civile e la vita intellettuale. Egli, infatti, oltre a dirigere la fondazione, insegna nel 1936 al Liceo Classico Polo, dal 1937 al 1940 al Liceo Artistico e dal 1940 al 1944 all'Istituto Superiore di Architettura. Con lo scoppio della guerra egli abbraccia la resistenza, che vive in maniera intensa ma con moderazione nello stesso tempo, forse perché consapevole della difficoltà che l'attività politica clandestina aveva durante un regime autoritario. Egli non è un azionista nel senso politico del termine, ma è sicuramente a suo modo un uomo d'azione e lo aveva già dimostrato, tra l'altro, partendo volontario per la Grande Guerra, dove si era guadagnato sul campo la medaglia di bronzo al valor militare. Sotto la sua direzione la biblioteca della Querini si trasforma davvero in un punto di incontro di intellettuali e uomini liberi e gli studenti che la frequentano trovano in lui veramente un punto di riferimento per la loro crescita di consapevolezza. Si tratta, tra l'altro, alcune fonti ce lo dicono, di quegli stessi studenti che, aderendo tra gli altri al Partito d'Azione, svolgono attività di distribuzione di stampa clandestina. Durante la direzione, egli non fa mai mancare ai suoi lettori periodici stranieri e anche dopo le leggi razziali del 1938, pur regolandone la distribuzione con una certa prudenza, come ha ricordato ancora il Presidente, non rimuove dal catalogo le schede degli autori ebrei e dagli scaffali le loro opere, meritando così le accuse ministeriali di ospitare dei convegni di ebrei antifascisti. E sono proprio queste scelte, alle quali si aggiungono l'aiuto di amici in difficoltà, come testimonia l'acquisto nel 1939 della Biblioteca del Letterato Ebreo Camerino, e la diffusione, come ci racconta invece la figlia Nulla, di opuscoli e giornali sovversivi fra gli studenti, forse quegli stessi che venivano a
prendere i libri e a ascoltare i suoi consigli, la ragione della condanna da parte della Repubblica Sociale, che lo costringe alla fuga in Svizzera. Protetto durante la sua assenza dal Consiglio di Presidenza, rientra poi nel maggio del 1945 e riprende il suo posto di direttore. Ed è proprio durante la presidenza di Luzzatto e la direzione di Dazzi che, basandoci sui documenti amministrativi e contabili della Fondazione, possiamo stabilire il momento dell'arrivo del corpus di questa stampa periodica della Resistenza in Querini. In un verbale del 7 febbraio del 51, il Consiglio autorizza infatti la spesa di 30.000 lire a favore del signor Francesco Tecchiati, quale contributo per la raccolta delle stampe della Resistenza donate alla Fondazione, e una ricevuta di poco successiva a firma Tecchiati confermano questo sussidio. Quello stesso anno, però, si verifica un fatto piuttosto singolare. Una lettera di Luzzatto, infatti, alla Cassa di Risparmio ci informa, cito testualmente, dell'insorgere di un fatto assolutamente nuovo e di grave pregiudizio per l'ente: il mancato pagamento per l'esercizio 51 degli abbonamenti a riviste, periodici e continuazioni. La richiesta all'istituto bancario è quello di disporre un pagamento globale di 400.000 lire a Dazzi, affinché possa provvedere ai relativi versamenti. E nella lista delle pezze d'appoggio per le spese da lui sostenute compaiono anche le 30.000 lire del contributo assegnato a Tecchiati. Già questa vicenda è piuttosto curiosa. Un fatto ancora più inspiegabile è la presenza nella documentazione amministrativa della biblioteca relativa alle acquisizioni di periodici dal 40 al 49 di una copia del mandato di pagamento a Tecchiati, senza data, ma stampato su moduli appartenenti all'esercizio finanziario degli anni 40 e con apposta la nota manoscritta, pagato direttamente per ordine del professor Luzzatto. Forse si tratta di un errore di archiviazione, considerato che Luzzatto arriva in Querini l'anno successivo, ma è comunque singolare che sia stato utilizzato un modulo appartenente al decennio precedente. E altrettanto singolare è che nella relazione presentata al Consiglio sulle acquisizioni della biblioteca per l'anno 51 non si accenni ad un'operazione di così ampia portata culturale. Leggendo inoltre la relazione dell'anno precedente, richiamiamo che alla scelta dei materiali del settore politico, sociale ed economico a cui afferiscono i quotidiani sovrintendono direttamente Morterra e Luzzatto. Viene da chiedersi se in realtà, data la discordanza delle fonti documentarie, dietro alla somma corrisposta a Tecchiati non ci sia anche la volontà di aiutare un compagno o un amico, magari in un momento di difficoltà, come era già avvenuto in passato per Aldo Camerino. Si può provare a far luce su questa vicenda cercando di chiarire chi fosse Francesco Tecchiati e quali legami avesse con la Querini. Egli era un operaio della Sade, sostanzialmente un autodidatta, ma un uomo dai vasti interessi culturali, con una grandissima passione per i libri, che gli consentono anche di svolgere una seconda attività economica, come aveva una bancarella di libri. Egli era dotato di, e questo lo testimoniano i compagni di lotta, di una grande capacità di proselitismo, e non possiamo escludere che da questa piccola attività di compravendita gli servisse anche per celare relazioni culturali e politiche poco apprezzate dalle autorità che lo tengono sotto sorveglianza. Ed è proprio tra i primi contatti veneziani di Zanon d'Albò, al fine di promuovere il liberal socialismo e dar vita al partito d'azione, c'è proprio Tecchiati, il quale cerca uno sbocco al proprio antifascismo e attraverso il quale ad Albò è possibile avvicinare l'ambiente operaio. La militanza nei movimenti clandestini d'opposizione lo porta ad aderire all'Organizzazione di Giustizia e Libertà, vicina proprio al professor Luzzatto, che egli conosceva anche in quanto assiduo frequentatore della Nuova Rivista Storica, diretta di fatto proprio dal professore Ca' Foscarino nonostante le leggi razziali. Tecchiati viene catturato nel settembre del 42, il primo arresto a livello nazionale di un militante azionista, e viene condotto in carcere dapprima a Verona, poi a Saluzzo e infine a Roma. E qui non tradisce da un lato i compagni di partito né i collaboratori della Nuova Rivista Storica, e non solo, rischia anche di essere tra i martiri delle Fosse Ardeatine. Riesce a salvarsi soltanto perché si fa passare per pazzo. Finalmente nel 1944, con l'arrivo degli alleati, gli ritrova la libertà.
Con ogni probabilità, dopo la scarcerazione, egli si trattiene a Roma e non possiamo escludere che vi rincontri proprio Luzzatto, il quale, come abbiamo detto, si era rifugiato nella capitale dopo l'8 settembre. Inoltre, considerato che la gran parte dei periodici appartenenti al corpus quiriniano sono editi proprio a Roma nei mesi seguenti alla liberazione, si può supporre che proprio durante questo periodo egli inizia a raccoglierli. Al termine del conflitto rientrano entrambi a Venezia. Ed è qui dunque che Tecchiati decide di donare all'Acquerini, di cui il suo vecchio compagno e maestro, probabilmente Luzzatto, è diventato presidente, i periodici della Resistenza raccolti a Roma. La vicenda sembrerebbe così conclusa, ma resta ancora un interrogativo da sciogliere. Se Tecchiati rimane in carcere fino al giugno del 1944, come ha fatto ad entrare in possesso dei numeri clandestini dei diversi periodici azionisti editi dall'agosto del 43 fino alla sua liberazione? Forse è lo stesso Luzzatto a raccoglierli dal suo rifugio romano dopo l'armistizio? O forse invece erano già presenti in biblioteca negli anni della Resistenza, giunti attraverso altri percorsi ovviamente non registrati? Quest'ultima ipotesi troverebbe una sua conferma in quanto si legge nel settimanale Cronache Veneziane, una rivista di attualità e politica con un'ampia presenza di ex azionisti, in cui ricorre spesso la firma di Luzzatto e alla quale si affianca anche quella di Dazzi su temi di ambito culturale. Nel 1950, infatti, in un articolo dedicato alla Resistenza nelle scuole e nelle biblioteche cittadine, e vado a concludere, si legge testualmente: L'Acquerini, diretto dal professor Manlio Dazzi, fu un centro di antifascisti fin dal lontano 1924, cioè da quando l'oppressione si manifestò nella sua piena padronanza e nel suo più feroce dispotismo. Non fece mai mancare ai lettori le riviste che il governo aveva escluso dalle biblioteche statali e attraverso importanti periodici stranieri tenne sempre a corrente il pubblico veneziano dei movimenti politici e sociali esteri. Contrariamente agli ordini, l'Acquerini non tolse dal suo schedario le schede delle opere proibite. Le accuse ministeriali che qui vi fossero convegni di ebrei e di antifascisti e quella di un impiegato che si volessero usare i magazzini per deposito di armi non rispondevano che a verità. Tutti i cospiratori ebbero nell'Acquerini un centro di raccolta e di informazione, un centro di smistamento di periodici clandestini. L'interrogativo che ci siamo posti lascia aperte a questo punto varie prospettive di ricerca e di approfondimento, che si concentrino da un lato sulle modalità di costruzione delle collezioni della biblioteca durante un periodo storico così denso di eventi e significati, prendendo in considerazione anche il patrimonio monografico che oggi non abbiamo analizzato, e dall'altro sulle figure di questi uomini che proprio in questo periodo storico così intenso scelsero la via dell'azione. Interessante anche dello stile indiziario. Ci proviamo. Ecco, adesso velocemente ci spostiamo, ovvero in aula didattica, dove appunto Barbara, Marco e Silvia vi presenteranno questa piccola esposizione che speriamo abbia poi un futuro nel 2015. Intanto questa prima tappa, questo primo assaggio, ma con documenti originali che appunto vengono e dall'Acquerini e dagli archivi dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza. Intanto grazie e spostiamoci tutti nella sala adiacente.